Si chiama Cittadella degli Alpini e fonde le due anime alpine. L'ANA, rappresentata dalla sua protezione civile, dalla sanità alpina e le truppe alpine, nello specifico la Brigata Julia. Parte integrante di ogni adunata, il villaggio espositivo a Vicenza, allestito in Campo Marzo, è stato inaugurato ufficialmente questa mattina con alzabandiera, doppio taglio del nastro e coreografico atterraggio dei paracadutisti della Folgore. In esposizione tra le tende mimetiche anche la mitica Old Lady, come è stata soprannominata la bomba della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta 10 anni fa all'ex aeroporto Dal Molin, il cui disinnesco nel 2014 portò all'evacuazione di 27.000 residenti. In questa cittadella degli alpini dell'esercito si possono vedere tutte quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi mezzi e equipaggiamenti dell'esercito italiano, ovviamente in questo caso delle truppe alpine perché noi siamo alpini, però diciamo che questi veicoli sono in utilizzo a tutto l'esercito. Ovviamente fra i tanti mezzi del genere che abbiamo potuto vedere il VTMM Orso, che è una macchina molto importante per la bonifica del territorio, per quel che riguarda un mezzo blindato che protegge i genieri quando fanno attività di esplorazione degli ordigni bellici e non solo. Ma non solo, nella parte dedicata alla protezione civile ANA, le attrezzature e gli equipaggiamenti delle sue varie specialità. Noi con le nostre attrezzature abbiamo illustrato cosa facciamo in caso che veniamo chiamati dalla regione o dal dipartimento per intervenire su un incendio boschivo. Infatti abbiamo costruito quel piccolo elicottero in legno per simulare proprio l'elicottero che va a pescare nella vasca da 7.500 litri e col Bambi, che è quel cestello appeso sotto l'elicottero, andiamo nel bosco a spegnere l'incendio. Qui abbiamo il nostro carrello, che è un carrello operativo in cui ci sono tutte le attrezzature sia subacquee che di salvamento fluviale per 10 persone, quindi 2 squadre essenzialmente che possono andare nelle emergenze e avere a disposizione quello che serve appunto per poi intervenire. Siamo qui per far vedere anche noi i nostri sistemi operativi e in questo stand potete vedere le nuove macchine che abbiamo acquistato e siamo sempre presenti in qualsiasi emergenza che viene richiesta.